il figlio di appena 12 mesi trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castel Guglielmo in Polesine. Indagini dei carabinieri, la donna potrebbe essersi tolta la vita uccidendo il piccolo. Festa in casa finisce nel sangue a Cesio Maggiore nel Bellunese, 27enne accoltellato al termine di una lite, grave in ospedale l'aggressore arrestato dai carabinieri. Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale in centro ad Adria, paura all'alba per una giovane automobilista che si è salvata uscendo dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. Raffica di furti in Veneto, sgominata dalla polizia Banda dell'Est, in un nascondiglio i predoni tenevano targhe rubate e addirittura dei lampeggianti. Un uomo nudo e coperto di vernice disteso sulla spiaggia del Lido di Venezia, paura sull'arenile, il timore che fosse un cadavere, scatta l'allarme ma era una performance artistica. Guerra in Iran, pesanti rincari per famiglie e imprese venete secondo la CGIA di Mestre, mentre il costo del carburante rischia di fermare gli autotrasportatori che si appellano all'Europa, sospenda il patto di stabilità. 4 anni fa il duplice femminicidio che sconvolse Vicenza con l'assassino che si tolse la vita subito dopo, una targa per ricordare le 2 vittime. In migliaia a Gambarare di Mira per i funerali di Don Dino Pistolato, il prete degli ultimi, tantissimi giovani hanno voluto ricordarlo. Stanotte alle 2 lancette avanti di 60 minuti, scatta l'ora legale, quella solare tornerà la notte tra il 24 e il 25 ottobre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la tragedia che si è consumata in Polesine ai confini con il comune di Castel Guglielmo. In un laghetto artificiale sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi senza vita di una mamma quarantenne e del figlioletto di appena 12 mesi. Si sospetta che dietro la tragedia ci possa essere un omicidio-suicidio. Ma andiamo subito sul posto con il nostro Federico Fusetti insieme a Francesco Aratai. Buonasera Federico. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Hai detto bene, qui nel primo pomeriggio siamo a Castel Guglielmo, quindi non lontano da Rovigo, e come vi mostra Francesco Ratai siamo proprio lungo in pratica la Transpolesana che poi arriva fino a Verona. Dicevo, qui alle mie spalle dove c'è un laghetto artificiale oggi si è consumata una tragedia, anzi una doppia tragedia, perché qui nelle acque di questo lago sono stati recuperati i corpi di una donna e del figlio di 1 anno, la donna quarantenne, il figlio di circa 1 anno. L'ipotesi più probabile è proprio questa, quella che avevi anticipato, cioè che la donna si sia tolta la vita e abbia portato con sé anche il figlio, però sarà l'autopsia a chiarire veramente la dinamica e le cause soprattutto di questa doppia tragedia. Di certo attorno alle 13 più di qualche testimone ha visto la donna con il passeggino proprio qui lungo il lago, e infatti sentiamo insieme una testimonianza raccolta proprio qui sul posto pochi minuti fa. E che ha detto che lui l'ha visto questa donna con la carrozzina, ma dopo lui hanno andati a abitare lì in centro Castello perché veniva a cava dal faro e l'ha visto questa donna con la carrozzina, però tutt'altro che... Cioè, non ha pensato questo. Passeggiava di qua? Passeggiava quindi la signora? Sì, ha visto sta signora, ha visto la signora col bambino e dopo lui la tira dritto, cioè non ha fatto. E sta signora la guarda, però più di quel tanto. La conoscete? Quindi la conoscete? L'uno un quarto. Perché lui veniva a casa dal faro qua. Il suo figlio conosce questa signora? No. È da solo, l'ha visto perché girava qua per andare a casa e ha visto questa signora, però avrà detto sarà una signora che va a girare col bambino, non più di quel tanto. Non... Ecco, ci sarebbero altre testimonianze, insomma, concordi su questo, cioè che la signora con il passeggino era qui da queste parti attorno alle 13. Una donna di circa 40 anni, di origine asiatica, il personale del 118 pare abbia anche cercato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Il magistrato era qui fino a pochi minuti fa, non ha rilasciato dichiarazioni, come dicevo sarà l'autopsia a chiarire definitivamente quello che è accaduto questo pomeriggio qui. Tra
l'altro insomma Castel Guglielmo, però la canaletta che vedete alle mie spalle fa anche da confine, di là è il comune di Canda, quindi insomma siamo comunque ai confini tra questi due comuni del Polesine. Francesca, dovremo aspettare i prossimi giorni per avere la conferma di questa terribile, drammatica ipotesi, che comunque è quella più accreditata in questo momento. Poi sono arrivati anche i sommozzatori per recuperare i corpi, ma anche e soprattutto per accertarsi che non ci fossero altre presenze di altri corpi all'interno del lago. I carabinieri hanno lavorato a lungo, ovviamente anche con il reparto scientifico, per analizzare quello che è stato trovato sulle sponde del lago. Direi che per il momento è tutto. Francesca, io e Francesco Ratai ti ridiamo la linea. Grazie davvero Federico, grazie anche al collega Francesco Ratai per il supporto tecnico. Chiaramente nelle prossime ore gli aggiornamenti su questa tragedia. E restando nel Rodiggino, questa mattina un'auto era finita nel canale, una giovane donna miracolosamente illesa. È successo all'alba in centro ad Adria. La ragazza ha perso il controllo del mezzo finendo ribaltata nel canale bianco, riuscendo però ad uscire dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Adria, che ha richiesto il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Sommozzatori che hanno quindi imbragato il mezzo con delle catene, consentendo, lo vedete, il recupero tramite autogru e successivamente messo in sicurezza l'area. Tragedia sfiorata la scorsa notte durante una festa in una casa privata nel centro di Cesio Maggiore. Ci siamo dunque spostati in provincia di Belluno, dove al culmine di una lite un 27enne è stato accoltellato. Il giovane di nazionalità tunisina è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Un ragazzo di 27 anni residente a Cornuda nel Trevigiano, ma attualmente domiciliato a Sedico, versa in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso dalla scorsa notte. Il giovane di nazionalità tunisina è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante una festa privata in un appartamento in via Canesella, a pochi passi dalla piazza di Cesio Maggiore. 3 i fendenti sferrati con un coltello da cucina, 2 al torace all'altezza dello sterno, l'altra al collo. Il ragazzo è finito a terra in un lago di sangue. I partecipanti hanno chiamato il 118 e da Feltre è arrivata l'ambulanza, che ha caricato ancora cosciente il 27enne, trasferito dapprima al Santa Maria del Prato e poi in elicottero all'ospedale di Treviso, dove secondo le informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, un cittadino cubano di 37 anni, ha tentato la fuga, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Feltre con l'accusa di tentato omicidio. Fin qui la cronaca asciutta di una serata che ha rischiato di finire in tragedia. A Cesio Maggiore nemmeno 4.000 anime si conoscono tutti, e quanto accaduto nelle scorse ore per i più è solo la conferma di una situazione diventata oramai insostenibile, di un paese messo a ferro e fuoco da quel gruppo di stranieri che abita da un paio d'anni nella palazzina fatiscente in via Caneselle. Sarebbero tutti sudamericani, uomini, si dice, lesti a provocare, a reagire e a tirare fuori dalle tasche le lame. 2 settimane fa un ragazzo del posto è stato ferito ad una coscia durante una rissa, e venerdì scorso la situazione è degenerata anche al bar centrale. Prima o poi ci scappa il morto, la frase ricorrente ripetuta dai cesiolini come richiesta di aiuto al sindaco e alle autorità competenti, in attesa di un intervento deciso per la sicurezza di tutti. Raffica di furti in Veneto, sgominata dalla polizia una banda dell'est. In un nascondiglio i predoni tenevano targhe rubate e persino dei lampeggianti. È stata individuata praticamente un'autovettura che è in prossimità più o meno dell'orario dell'intrusione, del furto, era presente, e quindi i colleghi sono riusciti ad agganciarla e quindi poi intervenire in flagranza praticamente l'altro ieri, quando 3 persone, si tratta di 3 persone provenienti dall'est Europa, avevano commesso un furto consumato e uno tentato in provincia di Treviso. Prima un tentativo a Orsago, poi un colpo messo a segno a Villorba in pieno giorno, l'ultimo di una serie tra le province di Padova, Venezia, Marca Trevigiana, escalation alla quale la squadra mobile patavina guidata da Immacolata Benvenuto ha messo la parola fine seguendo le tracce del comando fino a Noale, dove in un appartamento preso in affitto
soffitto. Sono scattate le manette ai polsi per 3 uomini, 2 serbi di 26 e 37 anni e un romeno di 23. In casa sono stati recuperati i gioielli rubati a Villorba e un Rolex provento di un altro furto, ma la logistica era ben più complessa. Mentre in un nascondiglio lungo un canale a Salzano erano stati occultati attrezzi da scasso come martelli e smerigliatrici, pure rice trasmittenti, nel Trevigiano a Zero Branco in un casolare abbandonato c'erano delle targhe rubate e addirittura un lampeggiante blu. Con quale scopo? Sembra evidente. Per garantirsi la fuga laddove hanno commesso un furto in abitazione, spacciandosi anche per appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti il lampeggiante ritrovato blu è quello proprio utilizzato dalle forze di polizia, e anche le targhe con finalità per l'appunto poi laddove intercettati di potersi assicurare la fuga. Tra l'altro a inizio settimana a San Biagio di Callalta la giovane vittima di un furto aveva raccontato non solo di essersi trovata davanti dei ladri, ma che questi si erano spacciati per dei poliziotti, e poi quell'auto oscura avvistata un po' ovunque da qualche giorno, anche a Villorba e pare Castello di Godego, da appurare in questo caso come altrove se vi sia un collegamento. Stiamo rivisitando adesso i colleghi della squadra mobile dal punto di vista investigativo appunto dei furti che sono avvenuti proprio in queste 2 settimane, non solo nella provincia di Padova ma anche in quelle di Treviso e Venezia. I 3 uomini dell'Est accusati di furto e tentato furto in abitazione in concorso si trovano ora in carcere a Venezia. Non si esclude che il comando che ha agito in queste settimane conti altri componenti e diramazioni. A riprova di una cellula, di una banda strutturata, particolarmente mobile sul territorio. La refurtiva poi è destinata sul mercato della ricettazione e del riciclaggio, in questo caso dell'Est Europa. E sempre la polizia di Padova ha arrestato in provincia di Ferrara 5 cittadini kosovari accusati di furti alle casse dei supermercati. Erano specializzati in furti con spaccata ai danni dei supermercati. Sgominata una banda composta da 5 cittadini kosovari di età compresa tra i 26 e i 45 anni, arrestati a Comacchio in provincia di Ferrara in un'operazione della squadra mobile della questura di Padova. Gli investigatori erano sulle tracce del gruppo a partire dal furto in un supermercato Conad della Città del Santo, dove erano stati sottratti circa 30.000 euro dalla cassaforte. La banda agiva in orario notturno dopo la chiusura dei negozi, forzando gli ingressi e utilizzando divaricatori elettrici professionali in dotazione ai vigili del fuoco per aprire le casseforti. Dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, la polizia ha individuato il covo in un appartamento a Comacchio. Il blitz è scattato subito dopo un tentato furto in un supermercato di Rovigo, non andato a segno. I 5 sono stati bloccati mentre tentavano di fuggire dall'alloggio al 4º piano attraverso un'impalcatura. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati arnesi da scasso, rice trasmittenti, passamontagna, telefoni cellulari e 2 divaricatori elettrici, uno dei quali rubato a febbraio da una caserma dei Vigili del Fuoco in provincia di Bolzano. Rinvenuti anche circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento di furti recenti. I 5 sono stati arrestati per il tentato furto di Rovigo e trasferiti nel carcere di Ferrara. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri colpi analoghi avvenuti in tutte le province del Veneto nelle ultime settimane. Un uomo completamente nudo, tutto coperto di vernice bianca, scambiato per un cadavere da alcuni che passeggiavano sulla spiaggia. Questa è la situazione che si è presentata stamattina intorno a mezzogiorno e che ha creato allarmismo sulla spiaggia libera del Lido di Venezia, nel tratto adiacente l'ex ospedale al mare. Si tratterebbe invece di una performance artistica. L'uomo, che non ha saputo fornire spiegazioni convincenti, è stato condotto negli uffici di polizia per accertamenti. Guerra in Iran e caro bollette, pesanti rincari per famiglie e imprese venete secondo la CGIA di Mestre, mentre il costo del carburante rischia di paralizzare il settore degli autotrasportatori che si appellano all'Europa.
Poco meno di 2 miliardi di euro, a tanto, secondo la CGIA di Mestre, potrebbero arrivare i rincari delle bollette energetiche per famiglie e imprese venete nel 2026 a causa del conflitto in Iran. Complessivamente a livello italiano gli aumenti si aggirano intorno ai 15 miliardi, di questi 10 per l'energia elettrica e 5 per il gas. Le imprese sopporterebbero circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, le famiglie 5,4. Ad un mese dallo scoppio della guerra il prezzo del gas è aumentato dell'81%, nettamente più contenuto quello dell'elettricità del 38%. A pesare su aziende e cittadini resta poi il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati gli autotrasportatori, che ammettono come senza un intervento il settore rischi il collasso. Considerando che quello del carburante incide per il 35% sulla loro attività, che deve poi fare i conti con gli incrementi dei costi della manutenzione, degli pneumatici, della revisione, i conti sono presto fatti. Manca una liquidità immediata e credo che il governo in questo momento possa intervenire anche sul patto di stabilità europeo oppure l'Europa per dare fronte a questa liquidità immediata per gli autotrasportatori e anche per le categorie energetiche che hanno bisogno di questo. Sicuramente il governo potrebbe portare una liquidità, diciamo un esempio semplice, non pagare i bolli per un anno o due, oppure bloccare il prezzo del gasolio, in questo momento anche perché la benzina è molto bassa, a una cifra che deve essere ferma per almeno 2 mesi, almeno riusciamo a programmare per 2 o 3 mesi con i committenti il lavoro. Anche la CGIA si appella all'Unione Europea. Bruxelles, ad esempio, deve consentire agli Stati membri di abbassare temporaneamente l'IVA sulle bollette e ripristinare un tetto al prezzo del gas per arginare una spirale che rischia di sfuggire al controllo. Ma anche il governo italiano è chiamato a fare la sua parte. Deve tagliare gli oneri di sistema, rafforzare il bonus sociale, permettere la rettizzazione delle bollette e garantire alle imprese i crediti d'imposta per compensare i rincari su energia elettrica e gas. Alcune di queste proposte sono già contenute nel decreto bollette, la cui approvazione è attesa per la prossima settimana. Tuttavia appare indispensabile rafforzare le risorse stanziate, poiché i 3 miliardi previsti rischiano di non essere sufficienti a scongiurare un eventuale shock energetico che si può tradurre in una crisi sociale ed economica di vasta portata. Nella serata di ieri, dopo una maratona di 3 giorni, approvato in Consiglio regionale il documento di economia e finanza base per l'approvazione del bilancio prevista la prossima settimana. Da Confartigianato però la stoccata alle PMI solo lo 0,8% dei fondi. La votazione è chiusa, grazie. Il provvedimento ovviamente è passato. Dopo 3 giorni di lavoro in Consiglio regionale, quasi 600 emendamenti visionati, approvato il DEF, documento di economia e finanza 2026-2028. 72 ore che hanno visto delle incomprensioni interne alla maggioranza, non senza tensioni con l'opposizione per la presentazione del maxi emendamento proposto dalla Giunta, poi ritirato. Un documento che segue il programma elettorale di Alberto Stefani, quel programma elettorale che gli ha permesso di vincere le elezioni a novembre del 2025 e che guarderà l'amministrazione, il futuro dell'amministrazione fino al 2030. Il presidente Alberto Stefani ha sottolineato che in un contesto complesso come quello attuale la Regione deve agire con responsabilità e visione, puntando su sanità, sociale, sviluppo economico, giovani e autonomia. Tante cose all'interno di questo documento, una tutela e una promozione, diciamo, delle attività del sociale, della salute, della famiglia, degli anziani, ma anche un'attenzione allo sviluppo tecnologico delle imprese. Ma è da Confartigianato Veneto che arriva la stoccata, forte e giusta, la centralità alla sanità, ma il DEF, fanno sapere gli artigiani, presenta un forte squilibrio nella distribuzione delle risorse a favore del sistema produttivo. Le piccole e medie imprese, si legge nel comunicato diramato, rappresentano oltre il 95% del tessuto economico, ma ricevono appena lo 0,8% dei fondi, in un contesto, evidenziano, già segnato da difficoltà di accesso al credito. Al centro anche il tema infrastrutturale e quello delle competenze, sempre più critico per il sistema produttivo. Nel dibattito sulla manovra viene indicata anche l'IRAP come leva da valutare in una strategia complessiva di rilancio. A 4 anni dal duplice femminicidio che sconvolse la città di Vicenza, una targa in memoria delle vittime. Oggi ci ritroviamo qui per onorare la memoria di Lidia e di tutte le donne innocenti vittime di femminicidio. Questa targa
è un segno per tutte loro, per i sogni spezzati, per la luce spenta dei loro occhi per mano di chi diceva di amarle. Parole commosse per ricordare Lidia Milikovic e Gabriela Serrano, a 4 anni dal duplice femminicidio in cui persero la vita, entrambe uccise l'8 giugno 2022 per mano dello stesso uomo che poi si tolse la vita. È il compagno di Lidia a rivolgersi a tutte le donne nel luogo, via Vigolo, diventato tragedia e simbolo della violenza di quel giorno. Il sorriso è quello che ci accompagna tutti i giorni, perché è quello che ci è rimasto di Lidia. Questa targa abbiamo voluto dedicarla a Lidia, ma era un tramutare tutto quello che è successo in aiuto per altre donne che magari stanno subendo tutto quello che ha subito Lidia, quindi potrebbe essere un aiuto, un incoraggiamento a denunciare, a farsi aiutare soprattutto. Una targa per le 2 vittime di femminicidio voluta dall'amministrazione come impegno e monito per contrastare, si legge ora all'ingresso del parco di Villa Bedinaldieri, la cultura del possesso, ma anche uno spazio informativo con le modalità per chiedere sostegno attraverso il numero antiviolenza o la gestualità attraverso i segni internazionali che significano richiesta di aiuto. E a lanciare un appello sono anche le tante associazioni come Donna Chiama Donna, che segue circa 400 donne nei diversi sportelli del territorio. E noi chiediamo maggiore protezione per queste donne, ma maggiore protezione non significa nuove leggi e nuovi reati, ma significa aumentare le pene dei reati, ma significa anche attuarle e stanziare dei fondi perché questo avvenga. Risorse e non solo, l'auspicio è quello di un cambio di passo culturale. Sta crescendo la consapevolezza, l'attenzione, crescono le denunce ad esempio, non si vede ancora però il cambio di passo nella cultura, nella consapevolezza che la cultura del possesso, l'idea del possesso della donna da parte dell'uomo è una cultura da abbandonare, è una cultura che poi sfocia in tantissimi casi nella violenza. Migliaia di persone questa mattina hanno partecipato ai funerali di Monsignor Dino Pistolato, il parroco degli ultimi, morto martedì a causa di un ictus. Presenti anche tanti giovani che lo ricordano come una persona unica. Ce lo ricordiamo sempre con il suo bel sorriso, come ci parlava con una tranquillità assurda, come ci trattava come suoi figli praticamente. Era veramente un qualcosa di unico, una persona veramente stupenda. Mi è sempre rimasto comunque il suo modo carino di fare, la sua voglia comunque di trasmettere ai giovani un sacco di emozioni e che noi comunque abbiamo fatto nostre, perché io tuttora, pur non vedendolo da 4 anni, ho comunque deciso di venire qua e ricordarlo come l'ho visto quando ero piccolo. Tra le migliaia di persone che hanno dato l'ultimo saluto nel Duomo di Gambarare a Monsignor Dino Pistolato, spentosi il 24 marzo, c'erano tantissimi giovani. Anche in loro Don Dino, parroco degli ultimi, ha lasciato un segno indelebile. 1 ora e mezza prima della cerimonia funebre officiata dal patriarca Moraglia, il piazzale era già affollato. Moltissimi fedeli della parrocchia, dove Don Dino, già direttore della Caritas veneziana e vicario episcopale, si trovava dal 2018, ma anche rappresentanti di associazioni, cooperative e istituzioni con le quali aveva collaborato. Nell'omelia Moraglia ha ricordato il loro primo incontro. Era il febbraio del 2012 e molti dei presenti ricorderanno che quello fu un inverno rigido. Il telegiornale diceva che c'erano delle morti nelle varie città italiane. Mi misero in contatto con lui, direttore della Caritas diocesana. Don Dino in quel frangente mostrò la sua umanità. Una funzione toccante, cui tra gli altri hanno preso parte un centinaio tra sacerdoti e religiosi, da Don Torta a Don Luca Biancafiore, ex parroco di Marghera, molto legato a Don Dino. Durante l'offertorio che Pistolato ha chiesto sia utilizzato per il restauro del Duomo, uno alla volta i sacerdoti hanno accarezzato il feretro tra le lacrime, sfiorando il Vangelo e la sua stola posati sopra la bara. Poi le parole del nipote Gianni, presente con fratelli e sorelle di Don Dino e gli altri familiari. Mi hai detto di avere coraggio, di cercare nella mia scrittura un respiro cosmico. Non mi fermerò, non ci fermeremo. Ci sei, con ognuno di noi, in ognuno di noi.
Altri anche il sindaco Luigi Brugnaro. Bellissima persona, cioè uno di quelli che, fra virgolette, si sporcava le mani con le cose concrete per aiutare la gente, perché il nostro mondo sia un posto migliore, insomma. Buon viaggio. In chiusura vi ricordiamo che stanotte torna l'ora legale, esattamente alle 2 scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora, l'ora di smartphone, tablet, computer e qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente, dunque si dormirà un'ora in meno ma ci sarà un'ora in più di sole. E con questo promemoria noi vi ringraziamo per averci seguito, vi lascio ora alla sigla, alle previsioni del tempo. Grazie ancora e buon sabato sera a tutti.